Furlan, abbiamo visto insomma dibattiti a distanza, abbiamo visto il primo servizio con dovizia di dettagli in merito alla situazione che vivono i vari rappresentanti, cittadini, residenti del territorio, che segnalano: attenzione, stiamo girando un po' il territorio, oggi Gemona, qualche giorno fa siamo stati a Cividale, poi c'è il grosso problema delle valli del Natisone che rimangono in qualche modo scoperte. Ecco, lei Presidente cosa ne pensa di questa riforma? Che per molti è giusta perché era necessaria una riforma, ma siamo pronti a operarla? Ci sono i servizi sul territorio che sostituiscono poi quelli ospedalieri? Ne abbiamo parlato mercoledì di questo, il nostro direttivo, perché è composto da varie realtà sul territorio sparse e noi siamo convinti, in sintesi, che la sanità è strettamente legata a quelli che saranno i gruppi dei comuni che Panottin e la Giunta Serracchiani vogliono costituire. A nostro avviso il rimandare su cosa si vuol fare nei confronti dei comuni non è altro che far sì che Panottin e Giunta e Serracchiani decidano loro, in barba a tutto quello che pensano i vari sindaci, le varie comunità, su quello che riguarda la sanità, e a quel punto condizionare poi i gruppi dei comuni in funzione agli ospedali o ai pronti soccorsi, come li vogliono chiamare, specializzati, che loro decideranno di lasciare aperti. A nostro avviso faranno questo gioco, però perché sono consapevoli che se prima si fanno i gruppi dei comuni e poi si decide per la sanità, i comuni, i sindaci che rappresentano direttamente la popolazione avranno buon gioco per far pesare le situazioni peculiari di ogni singola zona, in particolare le zone di montagna, le valli del Natisone, dove c'è più difficoltà a muoversi in caso di un pronto soccorso o qualcosa del genere, insomma, ecco. Il referente del Comitato San Michele dell'ospedale di Gemona dunque sottolineava che secondo lui è un caso politico. Perché vai a tagliare ad esempio Gemona centrodestra piuttosto che Cividale amministrazione di centrodestra e non tocchi Tolmezzo, San Daniele, oppure perché togli il punto nascita Gorizia sempre amministrazione di centrodestra? Ci sono campanilismi di questo tipo? Ci sono e sono evidenti. Ha fatto bene a evidenziarli, perché è sotto la luce di tutti, insomma, che sta succedendo questo. È chiaro che la Giunta Serracchiani la volta scorsa ha vinto per una manciata di voti, non dimentichiamolo, e ci tiene a salvaguardare quel parco macchine che ha a disposizione, chiamiamolo così, che si muova sul territorio, che dimostri di essere efficiente e di non perdere consensi. È purtroppo il gioco della vecchia brutale politica che si fa sempre. Lo stanno facendo a livello nazionale nel Senato, lo stanno facendo nelle regioni, non pensano tanto alle esigenze del cittadino, che è il contribuente che garantisce queste cose, non è quello che chiede l'elemosina, e alla fine fanno i loro comodi. Però ci sono nuove assunzioni in regione. Chiaro, non ne bastavano quelle che ci sono già. Abbiamo capito tutti che è molto più semplice aggregare persone che ti garantiscono il voto da parte loro e delle famiglie che liberarsi, dico liberarsi in senso non negativo nel rispetto delle persone, di liberarsi di posti che non servirebbero più. Pensiamo all'edilizia, pensiamo nei comuni gli uffici tecnici. Gli uffici tecnici non vediamo gru in giro appese da nessuna parte, sono tutte... Ecco, abbiamo del personale che probabilmente potrebbe essere collocato tranquillamente dai comuni alla regione, se veramente servono le persone, senza creare nuovi posti di lavoro in quel senso che non è altro che assistenzialismo puro, sperpero di denaro e non valorizzare nemmeno la dignità della persona, se permettete. Dunque lei non condivide assumere, sono stati assunti dei visto, giovani negli uffici non anche è di gabinetto? Non è importante, ci sono dei giovani anche nei comuni e negli uffici tecnici che non hanno un contratto a termine, che non hanno un contratto non a termine, sono lì per 3 mesi, per 6 mesi, quindi valorizziamo quello che c'è già senza creare nuove illusioni, io le chiamerei, prendere in giro la gente, quello che stanno facendo, perché arriveremo al tracollo. La rivoluzione che si sta avvicinando non è quella dei moschetti come una volta, è quella delle persone disperate che romperanno la vetrina per andare a prendersi da mangiare. Sì, qui arriveremo al minestrone sociale, non so se ci siamo resi conto. Questi non hanno cognizione di causa, sono staccati completamente dalle persone che vanno a lavorare ogni giorno, dalla donna che ha perso la sua mezza giornata di lavoro che gli permetteva di garantire il mutuo per l'appartamento. Questi qua sono fuori di ogni regola, non è possibile. Ma questi o in generale tutti? Tutti, perché non posso distinguere la destra e la sinistra. Il nostro movimento, che non è un movimento secessionista, e questo ci tengo a ribadirlo, perché nel nostro movimento fin dai primi momenti
hanno aderito persone che provengono da ogni parte dell'Italia e qualcuno che è da fuori. Ma voi e i nazionalisti friulani avete qualcosa in comune? I nazionalisti friulani io li rispetto per l'impegno che ci stanno mettendo, però i nazionalisti friulani sbagliano se pensano che saper gestire una tastiera di computer risolve i problemi. Noi lo stiamo facendo in modo diverso, utilizziamo sì l'informatica per informare e per dare, stimolando le nostre idee, ma allo stesso tempo ci presentiamo nelle piazze, davanti alle scuole, a dire la nostra guardando in faccia direttamente le persone, che è quello che vale di più alla fine. E lo stiamo facendo da 6-7 anni. Non è che adesso puoi andare a vendere a delle persone il bigliettino, sei d'accordo all'indipendenza o non sei d'accordo, e questo non sa nemmeno di cosa stiamo parlando, di cosa va incontro, cosa significa, se è possibile farlo e in che termini. Non vediamo il momento adatto per fare queste cose, sono altre le cose da fare adesso. Come ripeto, noi non siamo secessionisti, noi siamo per un'indipendenza economica spinta, ma non solo per il Friuli Venezia Giulia, per tutte le regioni d'Italia. Ma le riforme, Boaro, sono necessarie, perché anche la Serracchiani, la Presidente regionale, dice noi dobbiamo intervenire sulle autonomie perché ci sono dei costi da ridurre, quelli ad esempio della provincia. So che voi non condividete del tutto questa visione. Allora, la provincia senz'altro e le province verranno cancellate per come vengono chiamate adesso, ma se questo significa creare nuovi gruppi di potere che non hanno il potere ma rispondono direttamente alla regione, per far sì che la regione diventi una seconda Roma, o una seconda Milano, o una seconda Venezia, che gestisce il territorio in maniera diretta, diventando il bancomat dei vari gruppi dei comuni, che dovranno chiedere l'elemosina per poter andare avanti, non siamo d'accordo su questo tipo di chiusura delle province. Siamo d'accordo invece che a far questo siano i sindaci, direttamente responsabili del loro territorio, col massimo potere gestionale e di spesa, quindi quei comuni virtuosi che riescono a incamerare soldi perché sono bravi con le loro tasse, debbono poterlo reinvestire nel proprio comune, nelle proprie comunità di più comuni, nelle proprie vallate, senza dover chiedere l'elemosina a Trieste, che come abbiamo detto prima è evidente sta facendo il gioco dei partiti. Quando stiamo vedendo che la stragrande maggioranza dei comuni è amministrata da sindaci di liste civiche, quindi non c'è nemmeno questo rispetto. Ci sono civiche mascherate. Esatto. Ormai tutti si danno alla civica, vista la disaffezione nei confronti dei partiti. Se mi permette, mi dica rapidamente. Sulle grandi imprese, abbiamo visto sui giornali di oggi che delle grosse imprese friulane vengono coinvolte in degli scandali, vengono sequestrate e gli operai si trovano a casa senza lavoro. Okay? La stessa cosa, perché per pari dignità non viene applicata nei confronti dei partiti? Quando in una cupola di comando di un partito si riconosce che hanno portato via dei soldi portati all'estero, perché non viene chiuso quel partito, sequestrati i beni e tutte le persone che aderiscono a quel partito, che per partito percepiscono dei soldi nelle istituzioni, gli viene bloccato lo stipendio? Sarebbe pari dignità, non lo faranno mai. Ma questa è democrazia, queste sono le regole da applicare. Non far pagare a tutti però i demeriti di uno, perché sennò allora un giornalista incompetente chiudiamo o diamo contro a tutta la categoria perché dice notizie false e magari la responsabilità di uno solo. Non generalizziamo, quello è importante, perché è un periodo di grandi generalizzazioni. Però dobbiamo riconoscere che un'impresa, se viene presa di mira dai magistrati, giustamente viene perseguita. Non parliamo poi degli scandali riguardanti le tangenti, io metto sullo stesso piano chi paga, magari costretto per lavorare, e chi riceve. Quindi per pari dignità, una struttura e l'altra, o la si chiude completamente del tutto, entrambi i casi, oppure dobbiamo rivedere un po' le regole. Grazie Claudio Boaro, Presidente del Front Furlan. Adesso invece